Rilassato e sereno, mister Di Carlo arriva in casa Vicenza allo Stadio Menti dopo la smornia da promozione dell'Ane in Serie B di lunedì pomeriggio, un sogno che si è avverato. Il sogno e l'obiettivo mio e dei miei tifosi, della mia società, era di poter vincere in questi 2 anni, tornare in Serie B. Ci siamo riusciti al primo colpo e questo è un merito di tutti. Una promozione che arriva, spiega il mister Di Carlo, grazie al gruppo e ad una mentalità che è cresciuta man mano. Una mentalità che solo quando puoi vincere bisogna avere, e noi l'abbiamo avuta, che è la continuità. Una promozione che non ha avuto il battesimo del campo, ma i giocatori sarebbero stati pronti a tornare a giocare, visto che anche in tempo di lockdown si sono sempre allenati, ma intanto da domenica liberi tutti. Chiuso un ciclo, se ne apre un altro, quello della Serie B, e il mister Di Carlo ha già le idee chiare. Bisogna consolidarsi in Serie B e mantenere il sogno. Queste sono le due cose che voglio trasmettere a voi e ai nostri tifosi. E quelli che si andranno a individuare saranno giocatori funzionali a quello che è il nostro gruppo. La base dunque c'è per la B, ma va consolidata e la scelta dei nuovi giocatori si farà oltre che sull'aspetto tecnico, sulle caratteristiche morali di personalità per stare nel gruppo. Un pensiero importante va ai tifosi. I nostri tifosi sono unici, fantastici, perché nella negatività degli anni precedenti sono sempre stati vicini alla squadra, quest'anno hanno dimostrato di essere i veri vincenti di questa Serie B che abbiamo conquistato. Quindi dobbiamo tenersi stretti e la dedichiamo sia alla società che ai tifosi questa vittoria.